Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per essere venuti così numerosi alla presentazione, alla conferenza stampa della petizione che è stata lanciata 4 mesi fa per il riconoscimento del piemontese. Vorrei solo ricordare che l'iniziativa è stata sostenuta da Gioventù Piemontese, Centro Studi Don Minzoni, Piemonte Uvive, Ateneo del Canavese, Amiche della Biblioteca di Balzola, Asti Libri, Associazione Enrico Fusta, l'Accademia d'Arison, la Bus del Cœur, Nel Piemonte, l'Arbangia, Circolo Banca Astigiana, Igor Piccon, il Paniere di Pastor Diomegna, il Cinzanino di Alba, il 14 di Torino, Arcancel, Associazione di Carmagnola, la Biblioteca Civica De Michelis e il nostro gruppo di Milano Monferrato di Casale, l'Accademia d'Arison, da tutti voi e da numerosi comuni, un po' in tutto il Piemonte, Bairo, Cortazzone, Germagnano, Giaveno, Macugnaga, che si è anche fatto promotore della raccolta firme nell'area TIC di Escavalser, Marene, Miele Tannero, Fontanaro, Chiepo Inferiore, Ozzano, Monferrato, Piscina, Pollone, Francore, Sagliano Micca, San Secondo di Pinerolo, Signo, Cocimiano, Avigliano, Villa San Secondo e poi altri gruppi che ci hanno dato una mano importante, gli Amici di Benne, la Guerra di Coiro, la Quinta Gruglia Schese di Gugliasco, Grimelda, un'associazione importante di Caraglio, Nos Paesi di Nove, la Polocco di Moretta, Si pare sia il Piemonte, è presente un po' di tutto il Piemonte, e la Sloira di Ivrea e di Torino, un gruppo che storicamente implica un giornata importante per quel che riguarda la cultura piemontese. Grazie anche ai parlamentari qui presenti, ai consiglieri regionali, l'onorevole Vernetti, l'onorevole Cavalotto, l'onorevole Bobba, la consigliera Angela Motta. Grazie a tutti voi di nuovo, il consigliere Papparo che è stato un'antemarcia già dagli anni 70 per quel che riguarda la tutela del piemontese a livello legislativo, che è stato anche senatore, che aveva avuto occasione e piacere di conoscere già diversi anni fa e che ci aveva sostenuto anche in Senato in occasione proprio della discussione e poi dell'approvazione della legge 482 del 99, che poi per noi, i piemontesi, non un confine, ma comunque riuscimmo a fare una nostra proposta operativa, riuscimmo ad andare comunque a fare interventi in aula, a fare emendamenti che poi purtroppo non passarono perché la maggioranza si era saldata e quindi la legge poi passò così com'era senza il piemontese. Se fossimo riusciti nel nostro intento oggi non saremmo qua, per fortuna avremmo il piemontese ben riconosciuto, non ci sarebbe stata tutta una serie di cose che poi sono scese a cascata e quindi magari faremo qualcosa di più operativo. È importante però fare i passaggi logici, nel senso che non dobbiamo saltare degli step. Oggi è uno step importante, 12.000 firme di una petizione raccolta in 4 mesi fine settimana, quindi sono 16 fine settimana, sono tanti, e danno il senso dell'interesse verso la tutela del piemontese, danno il senso dell'importanza che viene avvertita dalla gente, sovente molto più che da parte, non per fare una polemica, sovente molto di più dalla gente che dalle istituzioni, e quindi questa nostra iniziativa ha il senso di dare una valenza numerica e una spinta alle proposte di legge che sono state presentate in Regione, come firmataria Angela Motta con la proposta 10 per mandare la legge 482, alla Camera, il PDL 3520 come firmatario il presente onorevole Vernetti, che ringraziamo, e il DDL al Senato 1113 che aveva presentato nel 2008 la senatrice Giai, che non ha potuto venire ma che ha mandato una lettera di partecipazione. Lei è dei piemontesi d'Argentina, fa parte della diaspora, essendo un pochino su e giù tra Roma e Buenos Aires, non ha potuto esserci, ma ha mandato un fax che ci terrei a leggere perché tra l'altro è anche sentito, non è il solito fax di circostanza, ci piacerebbe tanto, bravi, andate avanti. Tra l'altro mi fa anche piacere ricordare il personaggio della senatrice Giai che in tempi non sospetti, nel 74-75, quando c'era Pinochet, si batteva per i diritti
delle popolazioni locali, quindi non è un personaggio come sia, non è una persona pubblica. Lei si è fatta carico tramite il nostro grande amico patriota Carlo Bioratti, che non è più qua con noi, ma che ci terrei veramente a ricordare. Infatti, come minimo Carlo Bioratti veramente questo applauso se lo meritava. Dicevo, nel 2008 Mirella Giai, contattata da Carlo Bioratti, si è fatta carico di presentare la prima proposta, poi ha avuto in qualche modo un seguito parlamentare di emendamento della legge 482, quindi vi leggerei il fax che ci ha mandato ieri. Desidero ringraziare tutti i 12.000 cittadini piemontesi per aver ritenuto importante sottoscrivere la petizione popolare piemontese di Serra. L'ottimo risultato raggiunto indica un chiaro segnale sociale che i cittadini hanno voluto esprimere appoggiando con la petizione il disegno di legge 1113 da me presentato in Senato e tutte le altre proposte di legge depositate. Il nostro obiettivo è tutelare non soltanto la lingua piemontese ma tutte le lingue regionali minoritarie come riconosciuto dalla Carta Europea e dalla Convenzione Europea di Strasburgo del 1992. A tal proposito ritengo necessario l'intervento non solo del Parlamento italiano ma anche a livello regionale affinché questo bene non vada perduto, adoperandosi per una rapida risoluzione del problema. Auspico che questa petizione possa essere la premessa verso l'avvio di un processo condiviso e un percorso per la realizzazione delle iniziative proposte allo scopo di valorizzare la lingua piemontese non solo per fini culturali, e ciò è importante, ma anche al fine di purificare le lingue minoritarie occitane, franco provenzale e lanza, per poter adesso conferire il medesimo titolo di tutela riconosciuto a queste ultime. Consentitemi infine di esprimere un sentito e sincero ringraziamento al signor Comri, giustamente, ma a voi tutti per l'impegno profuso in questi anni e la circostanza mi è gradita per inviare i miei migliori auguri di buon lavoro, con profonda stima, senatrice Gianna. Senatrice Gianna è qui con noi oggi, poi chiuderei, passerei magari il microfono a Vladimiro e farei intervenire in realtà quelli che sono un pochino i protagonisti della conferenza stampa, cioè i parlamentari sottoscrittori, per ringraziare e far presente l'importanza dei convitati di pietra oggi, che sono i 12.000 che hanno firmato e che sono presenti lì con la loro sottoscrizione. Oggi 12.000 in questa stanza, che pure piena non ci sarebbero stati, però sono presenti qui con lo spirito, sono la nostra forza, sono il segno tangibile che questo è un discorso, come dice la senatrice Giai, non soltanto culturale, ma è un qualcosa che tocca nel profondo la sensibilità dei piemontesi e coinvolge nel profondo la nostra società. Vi ringrazio e farei passare il microfono e dare la parola ai parlamentari.